Buonasera a tutti. Buonasera a tutti cari amici e benvenuti anche oggi alla live del Marietto Veneziano, ma soprattutto di Hilde Garda che questa sera è con me nel canale e ci dona la sua presenza. Hilde, ci vuoi raccontare qualcosa? Che cosa devo raccontare? Bene, allora stiamo seguendo un po' più assiduamente i nostri gruppi, anche prima comunque, soprattutto il maretto, perché io lo ammetto che ero piuttosto defilata, parecchio assente, ma abbiamo portato avanti anche altri progetti e dunque mi giustifico. In ogni caso, veniteci a trovare su I Casti Sacerdotali, ma anche radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo, dove appunto condividiamo spunti di riflessione, circuiti e altre cose che possono interessare gli amanti dell'esoterismo. Hilde, ma sai cosa Vedo che succede punti. alle 11 di Cosa? mattina, quasi ogni mattina, su questo bellissimo gruppo di Face? Fammi indovinare. Non ci sarà mica un tizio con la mascherina che fa delle Sì, dirette? sì, sì, Sì? mascherato come Zorro. Ah, vedi, Ai vedi? tempi di Zorro ci doveva essere il Covid. Ai tempi di Zorro ci doveva essere il Covid. Perché no? Azzurro doveva essere un Covid che non E lui prendeva era le vie un eroe un respiratorie. po' rovescio, Esatto. come Batman, no? Sì. Comunque, via, beh, comunque ogni mattina alle 11, il Marietto Veneziano stamattina purtroppo non riuscivo a vedere le domande e vedevo solamente le risposte che facevo io, allora ho fatto tre mazzetti, via così. Ogni tanto qualche imprevisto tecnico. Del resto capita quando si lavora in diretta, può succedere, come stasera, speriamo che vada tutto bene. Sì, Allora, questo sì. detto questo, stasera siamo in due, dunque vi rispondiamo congiuntamente, il Marietto tramite il pendolino, la sottoscritta tramite un mazzo di sibille molto particolare, perché è un mazzo con 100 sibille, dunque una ricchezza di lame in più, quasi il doppio rispetto al mazzo tradizionale. Dunque siamo qui a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande. Allora, Marietto, comunque c'è già qualche amico collegato. Ma Facciamo un certo, saluto? i nostri amici, ricordiamoci che poi stasera abbiamo anche i lavori, o domani. Stasera, domani sera, abbiamo una serie di attività da seguire. Mhm. Esatto, sì. Esatto. Dunque, salutiamo Michela, Chiara, Ciao Michela, Iari. ciao Iari. eh, Per il mo- sì, sì, sì. Poi Ah, guarda, c'è anche un'altra Chiara, Chiara e Marina, Marina, grazie, lei è sempre molto carina, grazie. Marina ci saluta sempre con tanto affetto. Va bene, allora, visto che comunque c'è già un paio di domande, mm, Sì, mi hai detto cosa ne dici? che stasera vuoi usare qualche carta speciale? L'ho già spiegato che c'è un mazzo di ben 100 carte, tra l'altro sono bellissime, devo Fammelo un po' fare i vedere. Aspetta che complimenti aspetta. al Pierini, è lui l'artefice di questo mazzo veramente interessante, ha delle raffigurazioni bellissime, dunque dei quadri veri e propri e stasera vi rispondo con queste. Bene, Bene, allora possiamo, cominciamo? penso, già iniziare perché si è giunto anche qualche Massimo, no? Quindi possiamo iniziare già con qualche domandina, Salutiamo anche Massimo, esatto, ma comunque ricordiamo i per nostri scaldare un po' i amici. motori. Sì, ma ricordiamo anche gli amici che abbiamo anche il gruppo di Telegram, abbiamo anche il sito del capitano.interviste dove c'è una sezione shop dove possono acquistare anche il nostro ciondolino, i nostri Sì, ebook, i servizi esatto, che offri tu. faccio vedere uno dei ciondoli che è qui. E questi ciondoli vengono programmati eh, su commissione, ma anche partono già con dei programmi di difesa personale, difesa e anche riequilibrio in molte direzioni, dunque sono da considerare degli ottimi contributi
proprio di protezione occulta, sia fisica, è sicuramente qualcosa di molto valido. E poi possono essere programmati per qualsiasi tipo di obiettivo che desideriamo realizzare e concretizzare nella nostra vita. Dunque andate comunque sul sito, trovate tutte le specifiche, anche dei nostri servizi. Bene, allora Bene, abbiamo... Ah, guarda la Eva cosa scrive. Anche Iari scrive ciondolino fantastico. E la Eve dice: Ciao ragazzi, bellissimo il ciondolo e benefici immediati. Grazie, grazie, fa molto grazie molto ragazzi. piacere. Allora, Allo cominciamo a dare qualche risposta. Che ne Ma sì dici? dai, Perché che poi non è che sono qui a guardare l'uomo mascherato, sono qui a guardare le sibille della nostra Hilde, Via. Bene, allora allora, iniziamo. Dimmi tu, io mi abbasso, poi dopo mi scanso. va bene, te le leggo io le domande. Abbiamo la prima domanda di Michela. Volevo sapere come reagirà Marco, 7 settembre 85, quando si accorgerà che l'ho tolto dai social, visto che è un anno che stiamo in silenzio, ci spiavamo e basta. Lei è Diana, 23 giugno 91. Cosa devo allora, sì, bene, E, ma no male. vedi se se ne accorgerà. No, no, vedi se si accorgerà che lei lo ha rimosso dai social. Io intanto comincio a preparare il mazzo perché ci metto 2 ore. Allora, direi che Marco è un po' un diesel, è un po' come me. Si sveglia cioè si alza presto, ma si sveglia tardi, eh. Va Quindi sì, bene, se ne accorgerà. una garanzia. Una garanzia. Hilde, che anch'io sono un pochettino lento, come un diesel. Ma va, sei sicuro? Sì, comunque se ne accorgerà, Michela, Marco. Certo non sarà un fulmine, non è un fulmine come me, pure a cavallo del... Ah, ecco. Allora, io rispondere con le sibille faccio nettamente più fatica, in termini di tempo. Vediamo però che cosa avverrà, se se ne accorgerà o che segnali riceverai. Sto facendo... Da quando ho cominciato a leggere, ho cominciato a mischiare perché capirete, guardate la dimensione di queste carte, che non è facile. Allora, vediamo il taglio, umiltà, scudo. Dunque abbiamo una situazione dove comunque un atteggiamento di sincerità protegge in fondo da avversità, nel senso che la sincerità e l'onestà di sentimenti, ma anche di pensiero e di comportamenti aiuta a superare un pericolo. Dunque, magari a volte è meglio anche rischiare di esporsi e dire le proprie motivazioni. E 5, anche perché di più non entrano nemmeno nell'inquadratura. Allora, abbiamo una prima carta interessante di intrighi, seduzione, ma anche occasioni così di corteggiamento. È chiaro che c'è assolutamente questo nel vostro passato. Attualmente cominciamo a vedere un po' come si evolve, come evolve la questione. Dunque, in ogni caso, vedi che ci dà l'indicazione di lui. C'è questa seduzione, questo flirt, c'è questo rapporto con lui, ma vedi, nonostante tutto, continua a esserci, ma in modo nascosto. Non è una storia finita, almeno non a vedersi così. Sembra che comunque continui un sottile filo rosso fra voi che vi unisce ancora. Però vedi che c'è la carta dello svago, dunque diciamo che nonostante tutto o c'è l'intenzione di fingere, di far finta di nulla e di tenersi sul superficiale, oppure potrebbe anche indicare che questo lo spingerà a reagire in un modo diverso. Però novità in arrivo, dunque secondo me si accorgerà, non subito,
però si accorgerà e ti farà anche percepire una qualche reazione. Probabilmente in qualche modo si metterà in contatto con te. Potrebbe essere anche un modo indiretto, però lo farà. Bene, allora Marietta, andiamo avanti. Sì, dimmi Abbiamo la la prossima domanda di domanda. Chiara. Sì, io intanto comincio a mescolarle, perché qua è un lavoro. Allora, Chiara, 18 aprile 97, nascerà una storia con Max, 4 ottobre 96. Ilde, ma sai che qui nevica? Ho sparato come un pinguino prima. Sta nevicando, accidenti. Ah no, non lo sapevo. Ilde, guarda qui il risultato. Sì, Chiara, il risultato è un sì. Un sì anche Dunque, piuttosto solido, un sì mm, speranzoso. visto anche che è andato senza tante esitazioni sul sì, è possibile dedurne una risposta non solo affermativa, ma anche rapida. Vediamo un po'. Eh, fatto, vediamo allora Chiara e Max. Allora, così, insegnante, novità in arrivo, dunque diciamo che è molto probabile che questa persona nel prossimo periodo diventi una figura di riferimento. Dunque eh, abbiamo degli scambi, appuntamenti, incontri, dunque secondo me c'è un movimento. Allora, questa carta mi sembra, non è uscita anche prima, eppure io ho mescolato, eh. Allora, vediamo cosa dicono. Festa, militare, donna bruna, i fiori e la farfalla, partita a carte. Allora, dunque, è sicuramente una stesa intrigante. In che senso? C'è un flirt che è preannunciato dalla carta della festa, dunque c'è un momento di conoscenza interessante, di curiosità reciproca, di allegria, state bene, si sta creando anche un certo feeling, una certa sintonia. Eh, Anche se la carta del militare richiede un impegno, una certa determinazione, forse a causa di una ragazza che già è presente. Non so, a meno che, Chiara, non sia tu questa persona dai capelli bruni, potrebbe comunque indicare che c'è una competizione con questa persona, ma l'attrazione, l'interesse è comunque rivolta nei tuoi confronti. È chiaro che la partita è aperta e secondo me è ancora un po' tutto da giocare. Io non lo vedo in tempi brevissimi, sebbene ci siano tutti i segni di un interesse reciproco. E anche al taglio abbiamo visto che c'è qualcosa di molto interessante, ma è necessario giocarsi le proprie carte, dunque è necessario che tu, ehm, come dire, faccia questo sforzo, comunque che tu segua un po' questa situazione. Non avverrà da sola, ci sarà necessità di impegnarti. Allora, andiamo avanti. Marietto, Sono sempre qui, che vediamo. ti spio, faccio stalking. Prossima Stalkerizzi. domanda? Allora, nella prossima domanda abbiamo Iari, Iari, sì. 27 novembre 89, chiede come andrà il nuovo lavoro come fotografo sportivo. Interessante Allora, come sì, lavoro. bene, no, male. Ok. Sì, sì. Sento pressione a mano. Ah, io è meglio se comincio a mescolare. Io sono abituata alle altre. Ci vuole il bimbi per mescolare quella cosa lì, eh? Sì, Perché- altro che bimbi. Ci vuole una Iari, squadra. diciamo che, insomma,
Bisognerà un po' ingranare, però alla fine vedo qualche buon risultato, però ci vuole un pochino di tempo. Mh. Concordi, Hilde? Non ho capito, scusami, perché qua ogni tanto va e viene. Dico, Mi hai per detto questo concordi? lavoro nuovo sì, dico che ci vuole un po' di tempo perché il pendolino ha girato molto Sì, e poi è e andato vedo sul che sì, ma gira non e era un sì. ancora adesso non è un sì decisissimo. Ecco, ora sta diventando un sì. Diciamo che probabilmente ci vorrà tempo perché o lui prenda piede o si consolidi in questa attività che io non Cioè non è so adesso male, in che... però eh, ci vorrà un pochino di fatica. come quella che ho appena fatto io per mescolare 'ste carte. Allora, vediamo No, un ma, po'. Hilde devi attivare Ma non puoi tagliarti da solo così, devi attivare e poi sparisci. Devi attivare? Non ho sentito, forse è colpa della mia connessione, non importa. Allora andiamo avanti per Iari. Allora, io le ho mescolate, però viene di nuovo partita a carte. È giovane ragazzo, dunque è una sfida e non è una cosa certa. C'è probabilmente nell'ambito appunto di questo lavoro la possibilità che ci siano o situazioni o fotografie delle competizioni oppure ci saranno delle situazioni un po' particolari che chiederanno una certa lucidità, una certa intraprendenza, una presenza e anche di saper calcolare bene i rischi. Ok? Dunque, anche qui, come dicevo la ragazza di prima, dovrai metterti in gioco, e però attento comunque sempre alla situazione, cioè misura bene tutti i passi. Vedo qui parla di un ragazzo, qualcuno che devi aver conosciuto probabilmente o di recente o comunque ancora qualcuno, cioè o l'hai conosciuto o ancora non lo hai conosciuto, ma in qualche modo influenza questa tua domanda. Vediamo un po' adesso di eh, girare le carte. Ma, ma giuro che io le ho mescolate, le ho anche tagliate. Allora, stasera hanno voglia di uscire queste. Festa militare, donna bruna, cane e malattia. Allora, non è facilissimo far avviare questo progetto. Sicuramente c'è molto entusiasmo e probabilmente la situazione ti alletta, è un qualcosa di nuovo e ti fa piacere magari andare avanti in questa direzione. Ehm, Anche perché ti mette a contatto con un sacco di gente, con tanti contesti, dunque sicuramente è un qualcosa che forma nella tua vita un'apertura. Ma anche qui c'è da lottare, non è tutto liscio, come del resto abbiamo visto anche dal movimento del pendolino. Non è stato un sì pulito subito, ha girato parecchio. Dunque, anche qua vedo che dovrai abbattere delle barriere, lottare, farti valere, farti conoscere, importi in questo settore, ehm, dovrai confrontarti con altre persone, dovrai veramente anche sgomitare in certi momenti. Dunque è necessario veramente impegno, azione. Sebbene per fortuna l'entusiasmo iniziale e anche la possibilità appunto di inserirti in un tessuto sociale piuttosto vivo ti aiuti in questo processo, in questo percorso. È possibile che durante questo lavoro tu vada a incontrare una ragazza con i capelli scuri. Dunque, non so in che misura, visto che siamo su una domanda lavorativa, potrebbe essere magari una persona con cui andrai a collaborare o una persona che conoscerai durante uno di questi servizi. Allora, in effetti vedo che porterai avanti questo lavoro, questa attività per un po',
riuscirai sicuramente a impegnarti con una certa costanza, acquisendo fiducia, anche veramente probabilmente anche creando, se è possibile, non so se sarà una collaboratrice o cosa, anche un sodalizio con questa persona. Ti però avviso che magari, visto i tempi che saranno necessari, l'illusione di impegno che dovrai profondere in questa attività, potrebbero portarti a momenti di stanchezza e di sfiducia. Dunque, tieni duro, io non riesco a vedere, con le carte che ho visto, il proseguo, vedo comunque che mi affido comunque al fatto che il pendolino alla fine abbia dato un sì e dunque anche se sopraggiungerà questo momento di abbattimento, comunque la fine del film l'abbiamo già vista, nel senso sarà sì alla fine, però ecco, probabilmente sarà meno rosea delle aspettative iniziali, visto e considerato che mi parte con la carta della festa, dunque non è così semplice, però è una nuova avventura. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti. Ehm, io direi, visto che a ieri abbiamo risposto, casomai la seconda domanda, se avanza tempo, Sì. vediamo un pochettino di rispondere a Massimo. Ma allora, Massimo, noi abbiamo bisogno anche delle date di nascita tua e di Marina. Sì. Se gentilmente puoi aggiungere questa informazione, grazie. Intanto rispondiamo a Stefano. Mm? Allora, Stefano, 23 maggio 66, voleva chiedere come andrà la sua prossima attività lavorativa. Con te il pendolino sì bene no male. Era un po' Mm. impegnativa la cosa, Ilde. Mm. Massimo, sarà impegnativa, cavolo. Stefano, scusa. Stefano, sarà Sì, impegnativa. Stefano Massimo ora ci ha messo le date. Dopo lo facciamo. Sì, sì. Ti passo? Sì, 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 sono Sei pronta. Ho fatto pronta? la terza La mescolata prossima volta, con tanto di Ilde, la prossima volta porta anche il bimbi, Mi così sembra di stiamo costruire un bene. muro. Ce l'hai una cazzuola qua? Che un mattone Sì, mi ci Va vuole. bene, dai. Sì. Allora, stiamo rispondendo, abbiamo detto Stefano. Bene, vediamo questo è il taglio. Libri antichi, tempo. Dunque, sembra necessario in qualche modo ricorrere a qualche conoscenza, non intesa come persona che può darci una mano, piuttosto come proprio attingere al sapere vero e proprio. Dunque, forse dovrai approfondire le ricerche, oppure è un preannuncio di notizie interessanti, ma c'è anche una corsa al tempo. mm? Forse in qualche modo il tempo, sia inteso come nel suo scorrere, sia inteso come tutto ciò che è collegato al tempo, dunque il passato, il presente, il bisogno magari di arrivare a un dunque, sono coinvolti. Dunque, o è una corsa al tempo, nel senso che devi sbrigarti in qualche modo, oppure devi attingere a vecchie informazioni, vecchie conoscenze. Non so per questo tuo lavoro quale di queste cose effettivamente. Allora, dunque, di fatto
non è un indizio, di come andrà, parla di una svolta, cioè tu con questo lavoro hai in qualche modo fatto un ritorno al passato e già era preannunciato dal taglio, dunque, parlando con l'allusione al tempo. Dunque c'è in qualche modo un ritorno, qua c'è la carta della rapacificazione e riconciliazione, dunque c'è un qualcosa che torna in una condizione iniziale, forse qualcosa un sentiero che avevi già abbandonato, sta per ritornare o è parte del tuo progetto futuro. Dunque c'è comunque un cambiamento importante, una svolta, qualcosa che si conclude, qualcosa che comincia. Dunque, queste sono, diciamo, le due influenze del passato recente. Possiamo dire che come forze contrapposte c'è la possibilità appunto di o la preoccupazione di una delusione, di dover affrontare magari delle preoccupazioni troppo grandi o il timore di rimpiangere il percorso che stai chiudendo in favore di questo che stai iniziando. Dunque, attento, non portarti dietro queste energie non positive o questo senso di sconfitta o di ingiustizia. Io non so esattamente quello che tu possa aver vissuto, no? Che temi possa manifestarsi in questo nuovo lavoro. Diciamo che è in arrivo o sono in arrivo notizie, comunicazioni, la necessità di rivolgersi a qualcuno. Vedi che c'è questo accostamento la possibilità che tu debba andare a parlare o a rivolgerti con qualcuno molto preparato che possa in modo guidarti, darti consigli o insegnarti delle abilità, trasferirti delle abilità oppure tirarle fuori da te. Dunque ancora non ho un risultato finale di come sarà questa attività che stai cominciando. Di fatto ci sono delle buone possibilità che questo sia comunque una svolta molto importante nella tua vita e che questo lavoro tirerà fuori da te cose sia che già conoscevi, ma anche che già sai fare in qualche modo, rafforzando le tue abilità. Ora, questo purtroppo è quanto. Allora, andiamo avanti. Eccoci qui. Allora, Il Massimo ha messo la data. abbiamo la domanda, scusami, Massimo, che aveva messo le date, benissimo. Dunque, Massimo è 14 agosto 66, Marina 11 settembre 91, vuole sapere se torneranno a formare una famiglia. Massimo e Marina se torneranno a formare una famiglia. Mhm. Sembra proprio di sì. C'è una possibilità. Ok, allora, io intanto mescolo, perché avete Ecco il visto che bimbi. frullatore. Sì. Sono come dei tomi quelle. Mamma mia, Ogni guarda, carta è come un libro di Harry Potter. praticamente sì, si può dire di sì. Sì, Massimo, comunque sembra proprio che di sì. Allora, mi sto facendo i muscoli, non ci crederai, ma con questo mazzo di carte, solo mescolarle, sto già digerendo la cena, perché mi si bruciano le calorie qui. Allora, e 3. Allora, Massimo, Marina. Allora, la fortuna è uomo d'affari. È chiaro che è un segno di trionfo, di riuscita, a seguito ovviamente delle trattative, cioè non sarà necessariamente semplice, ma riuscirai. Vediamo però cosa dicono.
Mm. Cerchiamo di farle stare, comunque casomai le sposto. Come avete visto, sono piuttosto importanti come carte, ingombrano. Allora, ci sono delle buone possibilità, anche qui abbiamo la conferma nell'attesa, in quanto esiste ancora un qualcosa che non è stato chiarito. C'è ancora qualche piccolo segreto, forse comunque appartiene al passato. Diciamo che ci sono delle influenze o comunque dei pensieri, delle circostanze che non sono mai state dette in tutta onestà o non sono mai state svelate. Non necessariamente è una carta di menzogne, ma proprio di qualche piccola cosa che ancora non è venuta a galla. Possono anche riguardare delle persone care o delle notizie che riguardano queste persone e delle situazioni che magari riguardano confidenze che sono state fatte. Però, guarda, successo, riuscita, questa è proprio la carta della conquista nelle questioni sentimentali. Dunque, direi che ci siamo. E c'è anche un'altra cosa. È necessario elevare il tipo di rapporto. Cosa significa questo? Che probabilmente, oltre a garantire questa carta di nuovo il trionfo, la realizzazione, parla comunque della necessità di trasformare la situazione elevandola, migliorandola. Dunque, è chiaro che non potrà più essere il rapporto di prima, ok? È necessario che tu porti nel rapporto, lei, voi insieme, portiate il rapporto a un altro livello, un livello più elevato, anche a livello proprio qualitativo, cioè deve essere un rapporto fondato su cose diverse, la fiducia, la positività, dunque un rapporto magari migliorato, ecco. Poi sai, bisogna anche conoscere in che situazione avete vissuto, però questo è un chiaro segno che è necessario apportare un miglioramento perché rinnova anche proprio l'equilibrio della coppia. Allora, purtroppo dovrai ancora misurarti con i pettegolezzi, con qualche, vedi che c'era già la carta di qualche segreto, di qualche cosa nascosta, e potrebbe anche giungere una qualche informazione volutamente maligna, volutamente malevola, ok? Dunque attento perché è possibile che questo porti comunque un qualche ritardo, una qualche attesa in più. Però abbiamo carte tutte positive, a parte queste maldicenze, queste persone che magari non si faranno tanto facilmente i fatti loro, però e che possono in qualche modo interferire, magari parlando con lei, no? Mi pare che si chiami Marina, giusto? E eventualmente, esatto, eventualmente è possibile che cerchino di influenzarla e che portino un qualche ritardo, però la risposta è affermativa, dunque sì. Bene, andiamo avanti, Marietto. C'è la domanda di Eva. Eva? Sì? Allora, come va la mia vita amorosa a breve? Sì bene o male? E io intanto mescolo, se no nemmeno per Pasqua ce la facciamo. Sembra come l'asse da Oh, stiro, sembrano degli assi di stiro quelli lì. no, ma io non scherzo, adesso prendo il righello e vi dico quanto misurano queste carte. Sono 17 centimetri di lunghezza per circa 9 di larghezza. Potete capire che la mia mano è lunga, ora vi svelo il barbatrucco, la mia mano è 16 centimetri, cioè il mazzo di carte è un centimetro più grande della mia mano. Va bene.
Bene, allora andiamo avanti con la Eva, che Allora, ci faccia sì, 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 vediamo un po' come va la sua vita amorosa in privato. In privato, la sua vita nel prossimo periodo. È chiaro che sarà in privato la tua vita amorosa, Eva. Speriamo, eh. Allora, ecco qua, e 3. Scusate, mi piace anche esagerare un po'. Allora, il faro e solitudine. Allora, diciamo che in questo momento il taglio ancora parla sì di un punto fermo, un punto di riferimento e anche di qualche buona notizia, che sembra aprire uno spiraglio in mezzo alla tempesta. Però ci sono ancora dei ritardi, dei momenti in cui devi stare ancora con te stessa e con alcune delle tue riflessioni. Dunque, ancora un pochino di senso, cioè ancora un po' di attesa, di pazienza, però vediamo un po'. Allora, dunque, Evelina, la tua vita sentimentale in questo momento sembra comunque incentrata su una situazione possibilmente legata al passato, che è costituita da questa lama, dunque c'è di mezzo il passato, ma c'è di mezzo anche una persona più grande di te, che potrebbe essere una madre, che potrebbe essere una, comunque saggia, accogliente, ma anche capace di ascoltare, di dare consigli. Dunque, comunque è una lama che induce o invita alla prudenza. È chiaro che è un influsso non da solo, ecco. Va comunque visto come un proseguo di questo, vale a dire, questa è una carta più, diciamo, dedicata alle questioni economiche, ma diciamo che in ottica sentimentale può dire di risparmiare un po' le risorse, di magari o che nel passato recente è stato necessario fare un piccolo passo indietro per curare delle situazioni impreviste che non è stato proprio gestire, è dovuto gestire e affrontare con saggezza. Dunque, diciamo che ancora devi mantenere il controllo della situazione, ancora non puoi cantare vittoria o lasciarti andare, anzi è un momento dove devi fare molta attenzione. È un momento delicato, si direbbe, e anzi forse senti proprio che è il caso di mettere ancora, cioè non ti lasciare andare completamente, eventualmente in qualche situazione non abbassare la guardia, ancora non è il momento. Evidentemente, visto che siamo nell'influenza del presente, c'è ancora qualcosa. Infatti, c'è qualche situazione che ha creato un grosso contrattempo, ma è anche una situazione che crea preoccupazione e che va affrontata. Forse per questo tutto lo sforzo che hai già fatto nel passato per acquisire la tua saggezza, per fare un passo indietro, oggi più che mai ti tornerà utile per affrontare appunto questo momento un po' ancora particolare, dove è necessario difendere quello che hai costruito finora e possibilmente anche difendere la situazione sentimentale. Allora, è chiaro che c'è qualche notizia non piacevole o qualche situazione che avrà ulteriori sviluppi, visto che siamo nella parte del futuro. E la cosa che viene fuori è che c'è ancora tutto da giocare, dunque attenta, mi raccomando, è ancora il momento di stare allineata,
ok? Vedi che ci sono 3 carte in sequenza dove invitano alla prudenza per poter appunto affrontare al meglio dove o le difficoltà che si mostreranno nel prossimo periodo. In ogni modo, la saggezza che hai già acquisito ti guiderà e ti aiuterà. Ma non dico solo quello, secondo me questo riguarda anche una donna di una certa età che in fondo saprà starti accanto. Allora, abbiamo risposto anche ad Eva. Io non ti Abbiamo sento. superato Ah, ok. abbondantemente la mezz'ora. Sì, va bene. Direi che invitiamo gli amici che non hanno ottenuto una risposta, ma anche tutti gli altri a tornare a trovarci. Tu quando torni nella diretta? Hai detto domani mattina. Alle In quale 11 gruppo? se fa bravo Facebook che mi lascia vedere le domande, io posso fare le risposte. In quale gruppo ti Nel collegherai per nostro, questa nei diretta? migliori, nei nostri. A radionica, radiestesia o radiestesia radionica? Eh sì, radiestesia Tarologia ed radionica, ermetismo. tarologia ed ermetismo. Dunque tornate a trovarci domani mattina Poi alle c'è il 11. 21:30 venerdì, no? Esatto, venerdì ci sarà poi ancora la diretta con me alle 21:30 sul mio canale YouTube. Per quanti ancora non lo conoscessero, cercate Ildegarda su YouTube e non Ildegarda Iscrivetevi. attaccato alla santa. Iscrivetevi al mio canale YouTube, Ildegarda. Va Garda, che ha bene. già 3.200, 3.000 e rotti iscritti, il Garda, è Sì, già famosa. 3030, va bene. Grazie a tutti e un buon proseguimento di serata. A presto.